Parliamo di questa nostra 21esima edizione. Logicamente si svolge in una maniera molto particolare, molto nuova per noi, perché eravamo abituati a avere le persone, avere in presenza. Ma devo dire che è anche un'esperienza nuova, ma tutto sommato anche bella, perché abbiamo il mondo. Oggi abbiamo un mondo collegato insieme a noi. Questo Friuli, questa edizione speciale, collega questa terra meravigliosa al mondo, e quindi io credo che questo sia veramente significativo. Le nuove tecnologie in questo ci aiutano e ci fanno sentire tutti più vicini, per cui thank you very much for coming here, and okay, we are very happy because we have it all together, we have the world together, and so thank you, and this is the important, the thing most important. Il cuore, la passione, the passion. E quindi Spirito Divino, 21esima edizione. Pensate che in tutti questi anni sono arrivate oltre 9.000 opere da tutto il mondo, quindi non solo Italia, Europa, ma Giappone, Argentina, Israele, Cina, Russia, Colombia, Brasile, Ecuador, Filippine, dal Montenegro, insomma da tutto il mondo veramente. E questo lo dobbiamo anche e soprattutto a questi vignettisti, persone veramente dotate di capacità, di sintesi, di satira e di tratto e di grafia, e quindi a noi va il nostro grazie. Grazie a una giuria splendida, perché abbiamo una giuria particolare, capitanata dal nostro Alfio Krancic. Alfio, ti saluto. Un applauso. Ciao Alfio, presidente di giuria. E un grazie anche al nostro presidente onorario che è Giorgio Forattini, un grazie va a Valerio Marini, a Emilio Giannelli, altri nomi illustri della nostra satira. Soprattutto poi abbiamo un parterre molto interessante e variegato di persone che si dedicano al giornalismo e alla grafica. Ecco qua. Qui con noi abbiamo Aldo Colonnetti. Ciao Aldo, grazie. Oh, thank you very much. Bye bye. E Francesco, dove sei? Che non Ciao, sono qui, mi vedi? Ciao Sono qui, Francesco. ce l'ho fatta. Ciao Cranci, ciao Aldo, ciao Ilaria, ciao Francesco, ciao Bertarelli, CB Bank. Io sono un po' problematico col computer, come vedi, ma alla fine ce la faremo, eh? Ce la faremo. Ecco qui, ciao a tutti. Poi abbiamo Carlo Cambi, Paolo Marchi, Fede Tinto, e insomma è veramente un bel gruppo, una bellissima giuria. Quest'anno le preselezioni non siamo riusciti a farle al nostro ristorante di riferimento, che è Rigolo, che pensate a una sala dove sono stati esposti tutti le opere, tantissime opere di questi anni. Questo non sarebbe possibile se non ci fosse però l'aiuto del promoturismo, della regione e di una banca a noi molto vicina, che è la CB Banca di Cividale. A questo punto so che in collegamento c'è il direttore della filiale, Massimo Bertarelli, che vuole darci un saluto, per cui lascio subito a lui la parola, ringraziando anche la presidente Michela Del Piero, logicamente. Quindi Massimo, a te la parola. Bene, grazie. Porto innanzitutto i saluti della presidente Michela Del Piero e di tutto il CDA. Ringraziamo per l'invito. Non voglio annoiarvi e cadere nei soliti luoghi comuni. Indubbiamente vanno fatti i complimenti al Movimento Turismo del Vino e alla sua instancabile presidente per ben la 21esima edizione di un'iniziativa che ha i caratteri della freschezza e dell'allegria, che a nostro modo di vedere sono i migliori ingredienti per promuovere i nostri prodotti e il nostro territorio. Il momento, sappiamo, non è facile. Noi confermiamo la nostra presenza indubbiamente vicino a tutte le imprese del settore e del territorio, con un invito che vogliamo sottolineare a continuare con decisione sulla strada degli investimenti nella comunicazione e digitalizzazione del business, mantenendo, se possibile, sempre queste caratteristiche, ripeto, di freschezza e di allegria, che secondo noi sono i migliori veicoli per farci conoscere e far conoscere le nostre eccellenze. Lascio spazio ai simpatici artisti che sicuramente avete selezionato e rinnovo i complimenti e un grande in bocca al lupo e un augurio anche di buon Natale, visto che ci siamo.
Ciao, grazie. Massimo, salutami la Presidente, ringraziala da parte nostra. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie. Alfio, vuoi dire 2 parole? Io sono un po' dispiaciuto naturalmente perché non ci troviamo di persona. Comunque una bella esperienza anche questa, perché credo sia la prima volta di avere qui nel premio tanti autori, anche stranieri, no? Finalmente li possiamo vedere in faccia. Diciamo che la 21ª edizione è andata bene, nonostante appunto tutti i problemi che ci sono stati, anche se naturalmente tutta questa situazione qui ha un po', credo abbia un po', come dire, messo un po' di tristezza rispetto alle altre edizioni. Però ho visto che nonostante questo ci sono state delle ottime opere, delle ottime realizzazioni, e mi sono molto piaciute, e quindi insomma diciamo che ce la siamo cavata anche quest'anno. Dai. Bene, grazie a te e a tutta la giuria. Grazie. Aldo, dai, anche tu 2 parole. Certo, tanto grazie, sono 21 anni che ci vediamo, Elda, con l'amico Giorgio Forattini, che salutiamo, e Elda, che è la trascinatrice. Come diceva Alfio, i lavori sono stati comunque di qualità e hanno comunque interpretato il momento in cui noi viviamo, non potevano fare altrimenti. Mi piace vedere le facce, il viso, e quindi, come dire, è l'unico piacere di questo modo di parlare online. Se posso dire l'ultima cosa, questo è un esempio di come il nostro paese, attraverso le eccellenze territoriali, riesce a parlare anche in un contesto e in tempi non facili. Noi siamo fatti così, noi italiani, no? E friulani a maggior ragione. E quindi ancora 20 anni, Elda, e noi ci saremo. Dai, forza, certamente sì. Grazie a tutti voi. Grazie. Un ottimo lavoro, grazie. Francesco! Sì, mi senti? Sì, molto bene. Mi senti? Allora non serve questo qui, benissimo. Come state? Ti vedo in forma più bella di sempre, come mai? Grazie, stiamo bene, stiamo bene. Sarà stata la vendemmia di quest'anno particolare. È stata particolare, ma una ottima vendemmia. Ah, bene, bene, ne vedremo i frutti fra qualche anno, noi sappiamo aspettare. Senti, noto una mancanza che esplode, fragorosa come le fragole. Marini non c'è, ho provato a chiamarlo, ma sai che lui non usa il telefono per paura di pagare, ha paura di sforare il suo conto. Non ho ancora capito che paga fisso e che chiami o non chiami è lo stesso. Ho provato a chiamarlo prima, ma c'è la segreteria telefonica. Ora, siccome lui non ha mai avuto nessuna segreteria telefonica, né tantomeno una segretaria, credo che sia da qualche parte a mangiare come un porco. È stereo, la cosa che dico io piacevolmente, siccome siamo molto amici, è stereo, come un porco sia come quantità che come modo, mangia così, lui è molto intenzionato a capire la quantità, la qualità gli sfugge, ma la quantità, lui si presenta, quando finisce il vostro rabbocco, si presenta anche col tavernello, non per dire, niente contro il tavernello, però insomma, lui si presenta, forse lo sapete, se un giorno verrete galarate da lui si presenta con una tanica di quella della benzina, è presente da 5 litri, quella squadrata, con scritto su 5, e c'è dentro del vino rosso, dico ma che vino è? Non lo so, probabilmente sarà Merlot a 99 ottani, e lo versa piacevolmente sul tavolo del ristorante, che lo conoscono e sono amici, se lo mette sotto il tavolo, poi giù, lo prende, e versa, e beh, è uno spettacolo proprio folcloristico. Sono contento, no, mi spiace che non ci sia, perché forse non ha la struttura, la tecnologia che io posseggo e che tutti voi mi insegnate, ma lui ha scelto le sue cose, io ho scelto il mio, e sono contento della graduatoria, di chi ha vinto, del vostro sforzo di fare... Non dirlo! No, ho detto sono contento, si chiama diversamente, di chi ha vinto e di chi ha vinto la sezione junior. Grazie per aver fatto quest'anno, anche nonostante i problemi, questa bellissima cosa, e spero che ci troveremo a brindare ai vincitori con il vostro vino friulano, certo. vino buono, frizzante, fisso, bianco, rosso, verde, ma
a ogni vincitore un bicchiere. I vincitori sono 18 per categoria, quindi 36 bicchieri li prenoto. Poi per il resto ci pensa a finire tutto. Grazie ancora ragazzi, io purtroppo vi devo lasciare. Piacere, auguri a tutti, ciao Alfio. Ciao Francesco, ciao a tutti, buon Natale, auguroni. Ciao. Tanti auguri, ciao. E adesso si entra nel vivo della nostra edizione. Now we're starting. Okay, over and under together. Before we have like the opera by Valerio Marini and Alfio Crancic, our president. It's very nice. Beccate sto vaccino, ok? Bravo Alfio, bravo. We're starting now, okay? Elena Ospina, Colombia. Brava Elena! Luca Gallino, Napoli. Bravo Luca, gli esercizi spirituali. Bene. Luca è presente. Bene, dopo faremo parlare anche voi. Bene. Maloku Seni, Albania. Chiedo scusa della pronuncia, perché non so. Si pronuncia Jenny? Maloku Jenny? Sì. Ok, bene, ben arrivata, welcome. Thank you, grazie mille. Fir Weizmann, penso, Israele. Visto. La tentazione, Javier Bonilla o Boniglia, Ecuador. Frederick Tasser, Rolando Cunas Diaz, Brasile. Slavomir Makal, Polonia. Yukina Tokumoto, Giappone. Alexander Bachfeld, sempre Israele. Giacomo Cardelli, Italia. Santiago Cornelio, Argentina. Aurel Stefan Alexandrescu, Romania. Mark Winter, Londra, Gran Bretagna. Mark Winter, ok? Valerie Momot, Ucraina. Francesca Vesentini, Italia. Grazie. Francesca, ci sei? Ci sono. Ivan Va bene. Annibali, Italia. Ciao, ben arrivato. Alexei Putrece, Russia. Israel Campos de León, Messico. Hi. Ci sei? Yes. Ezben David, Repubblica Ceca. Maximin Smagin, Russia. Kaglar Oku, Turchia. Hello. Turchia. Yeah, that's mine. Welcome. Thank you. Sid Sadeghi, Iran. Franco Iacumin, Mo Falcone, Anna Topalovic. Yes, I'm here from Podgorica. Hello. Ciao. Anna. Hello. Thank you very much. Alfio. Sì, eccomi. Allora siamo agli under 35. Terzo classificato è Muzaffar Yurkiboyev. It's my. Congratulations, Muzaffar. Grazie mille. Allora abbiamo il secondo classificato, Diego Paparelle. Diego! Con Kundavini. E il primo classificato è Bruno Albuquerque. Portogallo! Benissimo, d'accordo. Allora, il terzo classificato degli over 35 è Valeri Poroshenko con Cheers Salute da Kharkov, Ucraina. Il secondo classificato
e Sergio Nicola, Gioia Divino, Germania. Norimberga, Germania. Allora, il primo classificato è Tommaso Gianno. Ma vai. Ma com'è? Salute. Bravo Tommaso, bellissima, bravo. Congratulations. Siamo a un bel livello, un bel livello, perché insomma è una vignetta molto simbolica e sa veramente cogliere il momento. Mi piace non essere qui. Bravissimi tutti, davvero. E quest'anno logicamente la pandemia, il Covid-19 è stato il protagonista di queste vignette, ma con grande delicatezza e con un grande senso di quello che la satira racchiude. Sono riusciti veramente questi nostri artisti a dare un significato, a farci strappare qualche sorriso e a farci riflettere molto, come la migliore satira vuole. Che devo dire? Devo dire, speriamo l'anno prossimo di trovarci in una situazione migliore, dove poter magari affrontare diciamo il tema dell'anno con più allegria, con più leggerezza, sì, direi con più leggerezza, sì, perché quest'anno insomma è stato abbastanza duro per certi aspetti. Grazie a tutti quanti voi, ho detto una insolita, unusual, event, but I'm very happy that we are all together, we are the part of the world together, and so thank you, and I hope that next year we are together again. Good luck for everything in any part of the world. Many thanks the judges and organizers. Many thanks. Thank you very much. Thank you very. Abbiamo qualcosa di nuovo, i brindisi, ragazzi, non possiamo più. Sorry, Massimo Del Mestre, my director, ok? Massimo e Ilaria, fatti vedere. Eccoti qua. Ilaria Fabbro, come here. Ilaria, ok? Dovevo dire anche che c'eravamo lì. Sì, arriva l'email. E qui abbiamo i risultati dei premi. Gli assegni. Ragazzi, auguri! Ok, ciao. Arriverà, questo è il calendario. C'è sul calendario. calendario. Il calendario di quest'anno, particolare, perché da un'intuizione proprio di Valerio, da un disegno di Valerio, che questo calice sì, è molto bello. È rappresentato come un albero. Sì. Non male, veramente. Ecco, non male, dove ci sono queste radici che logicamente estese, che creano un reticolato di radici che vogliono rappresentare un po' tutte le sfumature del mondo del vino, le differenze. E quindi vicino alla banca di Cividale, e questo grazie alla nostra grafica e alla nostra Francesca Polentarutti, che veramente ha avuto questa bellissima intuizione, cioè le radici del vino e le radici di una banca del territorio, per cui insomma di questa è una cosa molto particolare e quindi siamo felici di aver potuto creare questo abbinamento. E che volevo dire? Allora, un caro saluto a tutti quanti, a tutti i presenti, a Yukina in particolare che è tanto simpatica, sorride. Ciao Yukina. Ciao! È simpaticissima perché ha un sorriso stupendo, no? E dall'inizio sorride, guarda, veramente è un messaggio stupendo. Un caro saluto, un abbraccio a tutti voi di Spirito Divino, con la speranza veramente l'anno prossimo ci si possa vedere. Un abbraccio a tutti.